return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary. Una puntata speciale, quella di oggi a Ci Vediamo a Via Veneto, perché è il 2 giugno. È una data importante per l'Italia, la festa della Repubblica. Abbiamo qui il presidente dell'ANCRI, Tommaso Bove, e il prefetto Francesco Tagliente, che è delegato ai rapporti istituzionali di questa associazione. Associazione che, insomma, celebra in certo qual modo il 2 giugno. E voi che cosa pensate? Ecco, la prima domanda è: che cosa pensate della sobrietà di queste celebrazioni della festa della Repubblica? Visto il particolare momento, credo che sia legittimo, sia stato legittimo sospendere le celebrazioni che eravamo abituati a vedere. Tuttavia l'ANCRI ha ritenuto di dover concorrere in queste celebrazioni e lo abbiamo fatto online, visto che è difficile incontrarsi. Per cui io ho provveduto ad impartire a tutte le nostre strutture territoriali, alle oltre 80 strutture territoriali, una direttiva di pubblicare sui nostri social innanzitutto il cambio del telefono, poi riprendere, perché è stata una cosa veramente stupenda, bellissima, vedere i tanti monumenti, edifici pubblici, edifici storici illuminati. Questo è meraviglioso. Beh, è una celebrazione, insomma, importante. Ma vedi Chiara, in questo particolare contesto la cosa che conforta un po' è che si è riscoperto veramente un senso di appartenenza alla patria, con l'esposizione dei tricolori, con l'intonazione del canto degli italiani. Quindi ecco, tutti i presidenti pubblicheranno queste cose con una loro riflessione sulla festa della Repubblica, perché altro purtroppo non si può fare. Beh, complimenti. Prefetto. Ma io direi che questa sobrietà si coniuga alle cose importanti e essenziali, perché noi per questo 2 giugno abbiamo registrato l'alzabaltiera all'altare della patria, la deposizione della corona da parte del Presidente della Repubblica a sacello del milite ignoto e le frecce tricolori che, anziché colorare del nostro tricolore solamente i cieli di Roma, quest'anno hanno iniziato il 25 e hanno sorvolato tutto il territorio nazionale, Uno spettacolo, colorando del nostro vessillo il cielo di tutte le regioni, di tutte le province. Questo è un momento importantissimo. Quest'anno ci mancherà la rassegna, la parata, l'omaggio delle bande, però l'essenziale è stato realizzato. I simboli della Repubblica sono rispettati e l'intensità di queste celebrazioni arricchisce e non impoverisce l'evento la festa più importante della Repubblica, il 2 giugno. E dà l'impressione proprio che i principi costituzionali siano come tornati al centro, non che non lo siano mai stati, però c'è una forte presenza dei principi della nostra Costituzione, come ha detto lei, del simbolo che è la bandiera. Cosa le fa pensare a lei la festa della Repubblica? Cosa le viene in mente? Ma la festa della Repubblica mi fa pensare all'unità d'Italia, allo spirito di unità e di solidarietà. Mi fa pensare al suffragio universale, mi fa pensare a quel 2 e 3 giugno del 1946, quando per la prima volta sono state chiamate a votare 13.000 donne
13 milioni di donne. Per la prima volta è stata data la possibilità alle donne di esprimere la propria volontà, quindi ispira la democrazia, la libertà, la democrazia che è esercitata attraverso il voto delle donne, che poi un anno e mezzo dopo sarà sancito nel nostro nuovo ordinamento costituzionale con la proclamazione del 27 dicembre. E poi mi fa pensare ai messaggi che i presidenti della Repubblica annualmente rivolgono ai prefetti. Ricordo perfettamente i messaggi che contengono quell'invito a manifestare tutta l'attenzione ai principi di solidarietà. Ricordo che nel 2013 il Presidente della Repubblica ha invitato i prefetti a promuovere iniziative per l'ascolto e il sostegno delle persone che vivevano in una condizione di disagio, tant'è che all'epoca io interpretai quel messaggio istituendo a Pisa il servizio di ascolto e sostegno per prevenire tragedie familiari. Il messaggio che il Presidente della Repubblica annualmente fa ai prefetti è un messaggio forte intorno al quale si esprimono poi le forze delle istituzioni, gli organismi istituzionali. I principi costituzionali, insomma la pari dignità sociale al centro, che sono, insomma, e lo dico insomma, ricordando il diritto delle donne al voto, un pensiero affettivo. Mia madre è nata il 1° giugno del 46, insomma una data storica. Mia nonna andò a votare con determinazione e spinta. Votò il 2 giugno allora. Se tua mamma è nata il 1° giugno, mia madre tua nonna dopo il parto avvertì l'esigenza di esprimere, ma non è un caso che quel referendum istituzionale, a quel referendum hanno partecipato circa il 90% degli elettori, cioè una cosa importante, e io non escludo che siano state proprio le donne a dettare il futuro del nostro paese, perché se 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini hanno espresso il voto in quella circostanza, non so se fosse venuto meno il diritto delle donne di esprimere quel voto, se la storia del nostro paese sarebbe andata diversamente. Me lo sto domandando adesso perché è venuto fuori questa nostra conversazione. Presidente, quali sono i principi che ispirano l'ANCRI? Io sento parlare sempre dei valori della Costituzione e quasi, insomma, si permea, si respira questo clima. Ma quali sono i principi ispiratori dell'ANCRI? Che cos'è l'ANCRI? Sì, ecco, io faccio una premessa. L'ANCRI nasce soprattutto dalla ferma convinzione di noi siniti che l'essere stati ritenuti degni di una così alta onnificenza, ciò non poteva rappresentare il raggiungimento di un mero traguardo. Certo. Noi amiamo definirlo invece l'inizio di un percorso, un nuovo cammino. Un cammino che ci deve vedere innanzitutto costantemente impegnati ad essere testimoni e a mantenere sempre alte quelle motivazioni ideali e sociali che poi sono praticamente alla base del riconoscimento che ci è stato conferito dal Presidente. Perché? Perché siamo convinti che la salvaguardia dei valori deve rappresentare un punto di riferimento per una coscienza adulta. Ecco, prima lei ha parlato di valori, è questo che noi dobbiamo promuovere e divulgare. È come se l'ANCRI quindi fosse parte integrante di questa istituzione a cui bisogna dare davvero importanza, perché se si dimentica questo, insomma, è una memoria fondamentale. Il prefetto ne ha parlato prima, lo ha introdotto questo discorso. Il capo dello Stato si rivolge ai prefetti in questa giornata, nel 2 giugno. Qual è il messaggio che le è rimasto più impresso? Ma le ho detto prima, il messaggio che mi è rimasto più impresso
è quello che mi ha indotto nell'immediatezza a riunire 52 rappresentanti di istituzioni, amministrazioni, enti, eccetera, e dare attuazione a quell'indirizzo del Capo dello Stato, che era quello di promuovere iniziative per l'ascolto e il sostegno di quelle persone che non hanno più la forza, le risorse per rivolgersi ad un avvocato, ad un commercialista, ad uno psicologo, qualcuno che, ecco, l'ascolto di queste persone. E ogni anno il messaggio del Presidente della Repubblica è rivolto all'unità e alla solidarietà, tant'è che la solidarietà è richiesta a maggior ragione oggi che il popolo italiano e il mondo ha vissuto un momento particolare, drammatico direi, e che si prospetta uno scenario che desta grandi preoccupazioni, soprattutto economiche e sociali. Quindi guardare chi rimane indietro. Prefetto, Presidente, non può non fare parte di questa puntata l'intervento del maestro Grollo, il maestro Francesco Grollo, che si è esibito nell'inno nazionale di fronte al Capo dello Stato. Insomma, un momento di emozione. Noi lo raggiungiamo telefonicamente perché in questa giornata è stato preso da questo grande impegno, lo raggiungiamo, sentiamo che cosa ha da dirci e sentiamo questo momento del maestro Francesco Grollo. Pronto? Maestro Grollo? Sì. Chiara Rai. Eccoci. Buonasera. Buonasera, complimenti maestro. Mi sente? Mi sente? Sì, adesso sì. Ecco. Posso un attimo? Mi dica pure. Complimenti maestro, le volevo strappare una domanda per Ci vediamo a Via Veneto. Sì. Allora, lei oltre ad essere la voce ufficiale delle Frecce Tricolori che dal 25 maggio hanno colorato i cieli d'Italia, oggi è stato protagonista delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Si è esibito all'ospedale Spallanzani con uno spettacolo benefico dal titolo Francesco Grollo per l'Italia Unita e Solidale. Peraltro con un ospite d'eccezione, l'abbiamo visto anche molto emozionato, insomma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente era molto, l'ho visto anche molto commosso, molto felice di questa cosa. Molta commozione, lei maestro ha commosso l'Italia, insomma. È una grande soddisfazione e immagino che lei non è nuova a eventi istituzionali, ha cantato anche per il Santo Padre in Vaticano e poi è un benemerito della Repubblica, fa parte dell'ANCRI, l'Associazione degli Infiniti, che porta avanti un progetto importante per la promozione dei valori della Repubblica. Con me in trasmissione qui ci sono il Presidente Tommaso Bove e il Prefetto Francesco Tagliente. Cosa si prova a cantare alla presenza del Presidente della Repubblica il 2 giugno per l'Italia Unita e Solidale? Si prova una grande emozione e un grande amore per l'Italia. È come abbracciare in quell'istante tutta l'Italia, unita e solidale. Abbiamo visto poi che in questi momenti di emergenza e di sofferenza l'Italia è unita ed è solidale. Questo è un messaggio che proviene dal cuore, da un'idea che abbiamo avuto poi con il direttore sanitario, il professor Vaia, e con suo Alessandro Smerudi, che poi ha introdotto la serata e il momento musicale. È una sensazione incredibile. Io poi che sono innamorato dell'Italia e degli italiani, poter cantare in un momento così, il 2 giugno, è veramente un'emozione straordinaria e forse poi è il momento migliore per poter dire l'amore che si ha verso la propria patria. Maestro Grollo, complimenti, grazie ancora, ci ha emozionati. Grazie. Ora suonò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
Cortesemente la direttrice mi invita a rivolgere un saluto e lo faccio con vero piacere. Abbiamo prima ascoltato le ragioni di questa splendida iniziativa che ci induce a ringraziare molto i maestri che ci hanno elargito questo dono particolarmente prezioso. Ma io mi limito a sottolineare il significato di questa iniziativa e di questo appuntamento e ringraziamento per lo Spallanzani, per i suoi medici, per tutto il suo personale, per i ricercatori, per tutto quanto qui si svolge di preziosa attività che in questo momento riceve una maggiore attenzione, ma che costantemente, anche nei periodi di minore attenzione, è importante per il nostro Paese ed è preziosa per il nostro Paese. Quindi quel che io desidero esprimere è davvero questo sentimento di gratitudine. Il lavoro che qui si svolge per il nostro Paese è un punto di riferimento, fa parte di una costellazione di attività scientifica, medica, di assistenza, di ricerca, di straordinario valore, che pone il nostro Paese in posizione eminente nel concerto della collaborazione internazionale. E quindi le mie parole sono soltanto queste: un grazie per quanto fate, l'apprezzamento più alto da parte della Repubblica e l'augurio per la vostra attività. Grazie e auguri. Abbiamo ascoltato il tenore Francesco Grollo, un momento emozionante in questa giornata e un regalo. Grazie a voi. Che cosa, per chiudere, insomma, cosa possiamo dire concludendo questo contributo nel giorno della festa della Repubblica, Presidente? Cosa possiamo dire? Credo, l'ho detto anche prima, ho fatto accenno alla riscoperta di questi valori, dei valori importanti. Francesco prima ha fatto riferimento, ecco, quando noi parliamo di simboli, no? Simboli della Repubblica, istintivamente pensiamo ai due principali, all'inno e al tricolore. Però Francesco ha fatto riferimento alle frecce tricolori che tutta la settimana hanno sorvolato il territorio nazionale. Beh, forse non tutti sanno che anche le frecce tricolori sono un simbolo della Repubblica, così come, ecco, la butto così, forse pochi sanno che anche il corbezzolo è un simbolo della Repubblica. Grazie, Presidente. Avendo le foglie verdi, il fiore bianco e il frutto rosso. È proprio menzionato come un simbolo della Repubblica. Vedere in questi giorni la riscoperta di questi simboli è stata veramente una cosa che nella disgrazia è stata una cosa più. I colori dell'Italia al centro, prefetto. Francesco Grollo è un socio ANCRI. Francesco Grollo per l'ANCRI rivolge un messaggio di unità e di solidarietà a tutti gli italiani, ma in particolare a quelle persone che hanno perso la vita da questa terribile epidemia di coronavirus, a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori della sanità che hanno perso la vita per soccorrere altre persone e a tutto il mondo della sanità e degli altri settori che ha rischiato la vita per soccorrere altre persone. Questo messaggio Francesco Grollo attraverso l'ANCRI lo rivolge, e attraverso tutte le sezioni dell'ANCRI lo rivolge al mondo della sanità, a chi ha sofferto per salvare gli altri. Voglio aggiungere questo: i simboli del tricolore e dell'inno sono i primi due simboli ufficiali della Repubblica e l'ANCRI li
ritiene di voler partecipare alle celebrazioni del 2 giugno attraverso questi simboli, che sono i simboli dell'unità nazionale, i simboli del popolo italiano, il simbolo delle libertà conquistate con quel 2 giugno del 1946. Grazie e buon 2 giugno a tutti. The return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by.